riguarda le servitù militari, quella che è una vera e propria occupazione militare della Sardegna. Sappiate che il 70% dei vincoli militari di tutto lo Stato italiano sono in Sardegna. Ciò significa che il 70% dei territori vincolati per servitù militari sono tutti nella Sardegna e l'altro 30% distribuiti in tutto il territorio dello Stato. Un gravame quindi intollerabile e ormai incompatibile con la nostra economia, con la nostra cultura e con la nostra sovranità, perché su questa terra è sovrano il popolo sardo. Secondo punto, la nuova minaccia delle scorie nucleari. Il 15 di questo mese la Sogin darà la graduatoria dei siti individuati per lo smaltimento e lo stoccaggio delle scorie nucleari. Sappiate che la Sardegna, con la solita scusa della idoneità tecnica, sarà tra le prime in quella graduatoria, se non la prima. Noi abbiamo già avvisato il Presidente. Signor Presidente, gli abbiamo detto, guardi che il popolo sardo il 15 maggio del 2011